quindi la discussione per approvare un referendum sull'indipendenza del Veneto. Vediamo com'è andata nel primo servizio. Votare subito per dare la possibilità ai veneti di esprimersi sull'indipendenza. Peccato che tra la richiesta e l'effettivo referendum si sia inserita la Commissione. Per i saggi di Palazzo Ferrofini i tempi non sono ancora maturi. A ricordarlo, durante il Consiglio regionale straordinario convocato in giornata a Venezia, anche il presidente Ruffato, che ha precisato come a impedire l'approvazione della legge referendaria ci siano anche degli impedimenti tecnici. Ma la partita sull'indipendenza resta apertissima, a confermarlo il presidente Luca Zaia. Dare modo ai veneti di esprimersi è un fatto di civiltà, di democrazia e di rispetto delle idee di tutti. E guardate, sono dei paesi, penso alla Svizzera, nel quale quasi tutte le settimane, lo dico così un po' stressando il concetto, si fanno referendum per audire in continuazione i cittadini. Da noi invece facciamo i consigli regionali a più riprese per capire se dobbiamo sentire i cittadini oppure no. Rousseau è sempre stato chiaro nel contratto sociale. Noi siamo delegati dei cittadini a rappresentarli. Il fatto di sentirli su un tema così strategico non vuol dire mettere il carro davanti ai buoi, vuol dire semplicemente ascoltare i cittadini. Per Zaia, i presupposti per cercare la condivisione sul referendum sono la legalità costituzionale, la legalità internazionale e l'assenza di costi a carico dell'erario. Il voto dei veneti è anche un modo per farsi sentire a Roma. Oggi si dice: sei a favore del fatto che i veneti siano ascoltati? Nessuna polemica con i membri della giunta che non hanno partecipato al Consiglio. Questa è democrazia, dice il numero 1 di Palazzo Balbi. Ma va nella direzione della libertà di pensiero, nel senso che qui non si impone una scheda referendaria e l'obbligo di votarla, si pone una questione sul fatto che sia lecito, e se lo è, e se è democratico sentire i cittadini, è altrettanto vero che abbiamo l'obbligo di farlo. E a questo proposito abbiamo proprio chiesto l'opinione dei vari consiglieri. L'attuale realtà che vede il Veneto inglobato nell'Italia è fallimentare, non è chi non veda che ormai la fine di questo Stato è imminente, quindi bisogna assumere la responsabilità di decisioni importanti, non contro l'Italia ma per il Veneto. L'indipendenza è una realtà positiva, è un progetto straordinariamente generoso con il diritto, nel senso che si fonda sul diritto internazionale come interno. Una coccarda tricolore sul petto, un chiaro significato nella giornata di oggi. Sì, perché noi non crediamo nell'indipendenza, l'indipendenza così come viene proposta è incostituzionale e sarebbe un costo inutile e dannoso per il nostro Veneto. Quindi una giornata persa di lavoro del Consiglio regionale. Sì, ma per fortuna rimane solo una discussione, rimarrà credo solo una discussione politica in Consiglio regionale. È un Consiglio sostanzialmente inutile. Noi aspettavamo che il Presidente Zaia, così come era stato deciso con il precedente Consiglio del 22 di novembre, che Zaia venisse a illustrare il lavoro svolto in parte dalla Commissione e in parte da lui stesso, per capire se questo referendum ha i requisiti costituzionali per poter essere proposto. Siamo in grave ritardo sul lavoro fatto dal Presidente, siamo ancora alla solita melina per accaparrarsi qualche voto, mentre noi riteniamo di sfidare questa maggioranza su quello che la Costituzione dice, cioè l'articolo 116, il tema dell'autonomia differenziata. Sentire il parere del popolo è un principio, secondo me, che va oltre la stessa Costituzione, e non a caso noi parliamo anche nel nostro statuto di autodeterminazione del popolo veneto, quindi significa sentire una volta per tutte cosa pensano i veneti, così capiremo anche se effettivamente sono favorevoli o meno all'indipendenza. Visto che tutti un po' si riempiono la bocca da una parte e dall'altra su cosa pensano i veneti, credo che sia un po' così la pietra tombale che si va a mettere su una vicenda importante. E mentre c'è chi chiede l'indipendenza del Veneto, nel più piccolo c'è quella